Eccoci qui al punto Telefriuli, benvenuto al professor Maurizio Maresca, ordinario di diritto internazionale ed europeo all'Università di Udine, ma ha molte altre attività internazionali, quindi avremo uno spettro molto importante da scandalizzare. Bene, allora, professore, innanzitutto abbiamo visto che non ha tutti quei miliardi a disposizione, ma ne ha un po' di meno, e comunque sia siamo in ritardo. Pare che il nostro Premier ha dovuto avvalersi di alcune agenzie internazionali, forse perché non funziona molto la pubblica amministrazione. Cosa ne pensi, prof? Ma no, capisco benissimo l'esigenza del presidente Draghi, era chiamato a dover dimostrare che relativamente ai singoli progetti che fanno parte del piano nazionale di recovery e resilienza, che questi progetti consentissero uno sviluppo economico e quindi produttività, e ha chiamato chi quel lavoro lì lo sa fare. Perché in Italia molto spesso il nostro lavoro, purtroppo il nostro paese ha avviato infrastrutture, messo risorse, eccetera, eccetera, su cose che non era provato producessero un risultato. Allora, bene ha fatto a chiamare chi questo lavoro lo fa professionalmente. Ecco, quindi praticamente, certamente noi arriveremo a bomba, come si dice, riusciremo a presentare questi progetti. In mezzo a tutto questo c'è questa pandemia che non termina più e che mi pare che il Premier ha deciso di passare in maniere forti, cioè di chiudere, si dice di chiudere magari un lockdown per qualche settimana e procedere a queste vaccinazioni. Quindi dà una decisione, cioè ha preso delle decisioni che alla gente un po' divisa, ma comunque piace, dice vabbè, insomma, dobbiamo uscire da questa situazione che poi riverbera sulla situazione economica. Ecco, poi è chiaro che adesso si fa sul serio. La nostra regione come è messa, professore? Perché si parla tanto di Trieste, si parla del porto, si parla di milioni di progetti, però alla fine bisognerebbe saperne di più. Ma noi non sappiamo che cosa il Next Generation, il piano nazionale, prevederà, diciamo, per aree che sono Venezia Giulia o Friuli, quindi credo che sia prematuro dare un giudizio. Quello che io credo è che il Friuli Venezia Giulia è attraversato da un corridoio molto importante. In fondo a questo corridoio non c'è un porto, diciamo, corridoio vero. C'è il porto di Trieste e il porto di Capodistria che insieme, perché poi sono praticamente lo stesso porto, sono a 5 km di distanza, quindi c'è un porto in fondo, il porto di Trieste e il porto di Capodistria, che produce un traffico limitatissimo rispetto a quello che sono i porti del nord Europa o anche i porti del nord Tirreno. Allora credo che se l'ordinamento europeo ha un senso e all'ordinamento europeo ci si debba adattare o ci si debba come dire, conformare con l'ordinamento europeo, sia necessario intervenire su questa relazione, e cioè sul corridoio Adriatico-Baltico, perché funzioni, creando in fondo al corridoio un grande porto capace di fare 10 volte quello che fa oggi il porto di Trieste e di Capodistria insieme, per essere chiari. Se no va benissimo fare dei porti piccoli che servono le aree circostanti, ma senza la pretesa di creare un traffico di corridoi. Però vediamo, perché è ancora tutto per aria. Ecco, poi bisogna intervenire sull'ambiente, sulle infrastrutture tecnologiche, perché non tutta la regione è servita dalla fibra ottica, e per cui e poi io penso anche sulla pubblica amministrazione. Bisogna che questa burocrazia in qualche modo sia molto molto fermata, perché alla fine noi presenteremo benissimi piani, bellissime cose, e poi i tempi non ci sono. Questa è la paura della gente. Si faranno, poi alla fine arriverà sempre qualche problema burocratico che ci manda tutti in malora. Questa Ma volta quando non parliamo di pensare, però. infrastrutture, Enzo,
io non intendo tanto solo l'infrastruttura fisica. Ad esempio ci sono aree d'Italia dove si punta moltissimo su nuove fonti di propulsione dei mezzi. In Lombardia si punta ad esempio moltissimo in alcune aree a creare una fonte alternativa alle fonti, al fossile, eccetera. Allora, quando parliamo di un corridoio nuovo, moderno, che parte adesso, perché il corridoio del Baltico Adriatico, se parte adesso, fino ad oggi ha fatto poco traffico. Cioè, non dimentichiamoci però che nel 2000, mi sembra cos'è, nel 2022, 23, no, 26, scusa, entrano in funzione i 2 tunnel in Austria, il Koralm-Semmering, che completano il corridoio verso sud, che sono un po' come nel nord-ovest d'Italia il Gottardo e l'Ötscherberg in Svizzera. Questi 2 tunnel del Koralm e del Semmering tra Klagenfurt e Graz completeranno l'accesso al corridoio italiano. Italiano, chiedo scusa, e sloveno, perché come sappiamo il corridoio Adriatico-Baltico ha un pezzetto che passa in Italia e un pezzo che passa in Slovenia per poi ricongiungersi nel porto di Trieste e di Capodistria, che sono poi l'unico porto. Però ecco, non dimentichiamo che nel 2026-2027, quindi non è tra tanto, 2026 finisce il Coram, nel 2027 finisce il Semmering. Ecco, quindi noi dovremmo farci trovare pronti in sostanza, questo mi dici, no? Ma queste infrastrutture potranno dare un impulso economico alla nostra regione oppure torneremo il Friuli prima del terremoto? Oggi le infrastrutture, diciamo così, l'infrastruttura di corridoio tra il Basso Friuli o diciamo pure non Trieste, perché Trieste è un po' tagliata fuori, ma l'infrastruttura che attraversa il Friuli c'è, che è la Pontebana, ed ha una capacità largamente sufficiente. Quello che il paese dovrebbe riuscire a fare è creare in fondo un grande porto che alimenti quel corridoio lì e poi specialmente una politica di traffico. Il Friuli, invece, secondo me, dovrebbe puntare, e parlo specialmente il mondo industriale del Friuli, dovrebbe molto di più puntare a fare il lavoro che sa fare e che ad esempio Trieste non può fare perché non ha questa, diciamo, capacità, che è quella di puntare sull'attività industriale. Un corridoio vive non solo perché c'è un porto in fondo e ci sono dei traffici, ma anche perché c'è un'industria di trasformazione intorno che induce gli operatori a passare di lì, perché lì c'è una capacità di trasformazione dei prodotti. E questo è un po' il problema che si pongono in realtà tutte le città porto italiane, che tutte non hanno una grande industria di trasformazione, però hanno bisogno di un'industria di trasformazione il più possibile vicino al porto. Ecco, il Friuli ha invece un'industria forte, seria, può offrire questa capacità, diciamo, di sviluppo del corridoio. Capacità che fra l'altro neanche la Slovenia ha, oltretutto. Ma pare che questa intuizione l'abbia capita più la provincia di Pordenone che quella di Udine, o sembra a me questo? La vedo più Non lo so, dinamica. sembra anche a me, però non so dirti. Sembra anche a me che Pordenone stia facendo un ottimo lavoro. Pordenone, fra l'altro, è un anello di congiunzione subito sotto Udine verso Venezia, Ravenna e quei porti lì. Per cui sono d'accordo con te, Pordenone l'ha capito meglio e c'è un'industria che si sta attrezzando per fare quel lavoro lì, che non è solo il lavoro, anzi non è il lavoro del retroporto, è il lavoro della trasformazione industriale, cioè fare sì che la merce si fermi lì per essere lavorata. E questo credo che dovrebbe essere la logica, diciamo, di sviluppo. Ecco, quando si parla di classe dirigente non si parla solo di classe politica evidentemente, ma si parla anche di classe manageriale che sappia dare un impulso
proprio in questi momenti. In questi momenti abbiamo bisogno delle menti, abbiamo bisogno di chi sviluppa, insomma, delle interazioni interessanti per poter farci progredire. Ecco, il vulnus io credo sia proprio la provincia di Udine, la più grande provincia una volta d'Italia, la più grande provincia della nostra regione, che comunque in questo momento non batte un colpo. Io vedo, cioè almeno dal mio osservatorio, sono abbastanza preoccupato di questo perché non vedo delle politiche, cioè vedo politiche provinciali, non di livello internazionale. E questo non fa ben sperare. Io non vorrei gettare croce a nessuno, ma questo è il problema. Sì, io non conosco così bene la situazione a Udine, però certamente si ha la percezione che in questo momento Udine non ci sia, non sia propulsiva, non sia significativa nella politica economica. Sono d'accordo. A meno che non ci sia qualche politica classica che non lo sappiamo, insomma, ecco. Vabbè, parliamo un po' di nuovo del governo Draghi. Ecco, questa è proprio l'ultima carta che si gioca il Paese, oppure perché adesso vediamo che vanno in crisi anche i partiti, no? Il PD va in crisi, è in crisi profonda, penso devo ripensare a molte cose, e i 5 Stelle anche quelli sono in travaglio, quindi diciamo così è un momento molto difficile anche dal punto di vista della vita democratica. Ecco, tu pensi che Draghi proprio sia l'ultima carta oppure tenterà di riprendere un po' i fili per dar modo anche ai partiti di ricostruire la loro vita democratica? Dunque, il governo Draghi certamente aiuterà molto a risolvere i problemi con l'Unione Europea. Cioè, è chiaro che il Next Generation Europe che noi dobbiamo adesso affrontare sarà in discesa con il governo avendoci come premier Draghi, e certamente l'interlocuzione con non solo la politica europea, ma parlo proprio anche, come dicevi tu prima, i grandi manager europei che in questo momento, poi oggi, ieri, anche domani, sono i punti di riferimento delle varie direzioni generali. Cioè non c'è dubbio che in questo momento tutta una serie di conflitti con l'Europa verranno risolti e probabilmente anche il nostro piano verrà più facilmente condiviso. E questo però è una cosa molto importante. Non ho nessun segnale che questo però sia poi davvero così decisivo, perché il piano precedente, io l'avevo commentato da varie parti, a me sembrava molto debole. Debole in che senso? Nel senso che si mettevano risorse su cose che non servono. Allora, se come dire, l'ottimo rapporto con la Commissione europea, la stima reciproca fra le persone, aiuta a fare passare un piano che funziona, siamo tutti contenti. Ma se invece il rapporto positivo tra le persone aiutasse a fare passare un piano che non serve, saremmo l'Italia di sempre, un po' più indebitata, molto più indebitata, e con infrastrutture o opere che servono poco. Allora, siccome non abbiamo più né 25 né 35 né 45 anni e ne abbiamo viste tante, tutti i colori, io voglio dire, speriamo, come dire, incrociamo le dita, speriamo che questa volta vada bene, però il nostro paese fino ad oggi non è stato un esempio nell'uso delle proprie risorse. Qualche volta ha funzionato, ma forse la maggior parte delle volte no. E speriamo che questa volta invece queste risorse che sono a disposizione aiutino a cambiare le cose. Perfetto, io ti saluto per questa chiacchierata, naturalmente torneremo a fare un'altra puntata e vedremo come prosegue questo recovery plan e vediamo se la nostra regione finalmente batterà un colpo. Quando Grazie vuoi. prof e alla Ciao prossima. Enzo, a presto. Ciao. Ciao.